Siamo aperti all'innovazione, infatti l'installazione all'ingresso denuncia proprio questi collegamenti reticolari che rappresentano il reticolo della formazione di ciascuno e infatti tutte le installazioni nelle varie aule dimostrano che appunto c'è un'apertura per esempio appunto alla lingua in tutte le sue espressioni, tutte le formazioni in uscita, quindi il mio medico. E poi ovviamente i nostri classici, la grecità, ma c'è anche la musica e insomma tutto quello che può servire ai nostri studenti per crescere, imparare ed essere migliori. Il liceo classico Ospedalieri ha una sua tradizione molto forte sul territorio catanese, dunque per esempio nel primo spazio è proprio gestito da ex studenti dell'Ospedalieri che non sono dei giovanissimi, sono dei giovani professionisti, così come ho potuto constatare genitori con figli che vogliono iscriversi il prossimo anno, proprio per la forte tradizione che l'Ospedalieri emana sulla città di Catania come punto fermo, come classicissimo a Catania. Ritengo che questo è un momento in cui i ragazzi debbano esprimersi al meglio e comunque ovviamente sono stati guidati da alcuni docenti super volenterosi, a cominciare dalla professoressa Sant'Angelo che è stata veramente fantastica e che ringrazio, ma non solo lei, tutto lo staff della dirigenza, il professore Cro che sopra l'ultimo piano fa l'accoglienza con quello che hanno preparato appunto studenti e genitori per creare un attimino un momento, un buffet però realizzato dai ragazzi, insomma c'è la collaborazione da parte dei docenti, non proprio tutti ma non importa, meglio pochi ma buoni, ecco. È un evento che veramente commuove ed è veramente coinvolgente, emozionante, anche nella fase dei preparativi. È una festa, è corale, c'è tutta l'anima della scuola, tutta la creatività della scuola e anche per tutti i licei questa idea comune di condivisione, di bellezza e di cultura è veramente bella. E anche il tema, questo delle connessioni, è veramente attuale e anche un recupero, diciamo, della classicità che non guasta. Sicuramente è un momento bello e da condividere con tutti.